La Sicilia è tra le regioni italiane ad avere il maggior numero di laureati, ma è quella in cui, per chi termina gli studi universitari, scarseggiano le opportunità occupazionali. Da diverse recenti indagini emerge che i cervelli siciliani sono costretti a trasferirsi nel nord Italia o all'estero, dove molti trovano spazio in aziende e multinazionali. Dati che fanno discutere e destano amarezza tra i giovani e le famiglie per un'emigrazione forzata in mancanza di possibilità nella terra d'appartenenza. Abbiamo chiesto il parere dell'ex ministro e rettore dell'Università Core di Enna, Salvo Andò. Come si può invertire questa tendenza preoccupante? Cercando di creare occasioni di lavoro per i laureati, cosa non facile in una realtà come la nostra, fatta di piccole e medie aziende, e avendo la consapevolezza della gravità di questo fenomeno. Cioè quando noi consentiamo che ragazzi laureati qui, nel sud o in Sicilia, lasciano per sempre evidentemente la Sicilia per andare a lavorare al nord, noi perdiamo capitale umano e senza capitale umano non c'è sviluppo. Il governo nazionale ha intanto destinato 1 miliardo di euro per le università del Sud per interventi straordinari. Le risorse provenienti dal piano per il Sud serviranno per potenziare l'edilizia universitaria e valorizzare le eccellenze. Per il rettore Salvo Andò si tratta di un atto di riparazione, perché l'università ha sofferto molto di tagli ingiustificati e in particolare hanno sofferto le università del Mezzogiorno, che si vedono spesso giudicati, vedono i propri meriti giudicati sulla base di parametri che servono molto alle università del nord e danneggiano le università del sud. Chi più spesso rispetto agli altri resta in Sicilia una volta terminati gli studi sono i giovani che intendono formarsi al sacerdozio. Oggi al seminario di Agrigento è stato inaugurato il nuovo anno accademico dello studio teologico San Gregorio Agrigentino, affiliato alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia di Palermo. Presenti il prefetto degli studi Don Vincenzo Lombino ed il rettore del seminario Don Giuseppe Doriente. Io credo che partecipare a un corso di formazione teologica sia senza dubbio esaltante per chiunque. Naturalmente a maggior ragione per un giovane che si prepara al sacerdozio, ma vivere questo corso di formazione significa frequentare i grandi dell'umanità. I corsi sono suddivisi in 3 parti, abbiamo un biennio filosofico, un triennio teologico e un anno dedicato alla pastorale, cioè a quelle discipline che poi aiuteranno gli studenti a svolgere la loro attività pastorale ovunque essa si svolga. Attualmente nel nostro seminario c'è un buon gruppo di 17 ragazzi che stanno frequentando i diversi corsi che sono divisi in 6 anni. Sono dei ragazzi che hanno anche degli obiettivi molto ambiziosi e anche superiori a quello che è la norma, perché vogliono spendere la loro vita a servizio degli altri e oggi la parola servizio non è di moda nella nostra società. Certamente toccheranno i dolori, le sofferenze, il sacerdote è colui che accoglie il dolore, la sofferenza della gente, il senso della vita, l'incapacità di dare risposte e allora questo corso abilita loro a dare le speranze corrette e non le illusioni.